come cognome fa onore alla sua professione. Giusto. Che cosa serve quello? Per dire? Ho capito. È interessante. Perché siete tutti qua davanti? Che cosa c'è scritto lì? Infinite emozioni, Luca Napolitano. Interessante. E se mi dicessi che Luca questa sera non è venuto? Luca non è venuto questa sera, non c'è. Non è venuto, io non lo vedo, non lo vedo. Luca, ma Luca, diamo respiro a questi giovani artisti che stanno per raggiungere, anzi hanno già raggiunto l'apice. Allora, visto che siete così colte, sapete da dove viene Luca? Siete quasi preparati, Fabiano, ed è nato a? Luca, è incredibile, sanno tutto di te, è bellissimo. La sua passione è da sempre quella della musica. Luca approda proprio ad amici, forte della stima dell'insegnante Grazia Di Michele, bravo, preparate, sapete più tutto di amici che della vostra scuola, complimenti, dovrebbero fare il liceo di amici. E quindi il 10 aprile 2009, allora vediamo, io vi interrogo, esce il suo primo EP, intitolato, non siete bene, no, così no ragazzi, su, allora, intitolato, così mi piace di più, scritto dagli autori di Dolce Nera. Il suo sogno, fin da piccolo, è quello di poter vivere la musica, che compone e canta sperando di emozionare chi lo ascolta. Signori, ragazzi, bambini, Luca Napolitano con Vai! Bye.